Buongiorno a tutti ragazzi, ancora altri guai. Dopo il famoso vulcano che è scoppiato in questi giorni, adesso anche il Popocatépetl, un nome un po' strano, alle 5:55 del mattino e un'altra alle 18:34 di domenica. Quindi ragazzi, un'altra vulcana, sì, Popocatépetl, sì, un nome un po' particolare. Sì, comunque è esploso due volte. La seconda volta ha fatto una nube di gas e fumo nell'area circostante con polveri che sono arrivati ragazzi a 1,5 km di distanza. Quindi le autorità hanno già dichiarato un livello di allerta giallo, quindi stiamo in Messico. Questo qua si trova in Messico, quindi hanno già messo un livello di giallo di allerta, mentre il vulcano continua ad essere costantemente monitorato. Agli abitanti è stato consigliato di mantenersi a distanza di sicurezza per evitare il rischio di caduta di frammenti vulcanici. In effetti possono arrivare pallottole di magma, quindi è meglio stare il più lontano possibile. La protezione civile inoltre avvisa a tutti che le polveri del vulcano, ciao Andrei, sì mi ricordo, sì io Andrei, sì, che possono arrivare a nord e nord-ovest del Messico. No, no, è un'eruzione normale in effetti, però tutti questi vulcani che si stanno svegliando in una sola volta, però quindi non è che sia buono perché diciamo che il Popocatépetl, come si chiama lui, che è difficile dirlo, è la seconda montagna più alta del Messico, dopo l'Orizaba, e che raggiungendo i 5.426 metri di altitudine. Quindi invece l'altro rivale è 5.675, quindi diciamo che sono due vulcani, ma questo qui è quello lì. Sì, sì, lo stavo dicendo, 5.426 metri, sì. Quindi diciamo che questo qui è quello più pericoloso in Messico. Ciao Laura, ciao. Quindi ragazzi, continuano queste eruzioni e non ci sta nulla da fare, ragazzi. Quindi un altro vulcano che incomincia ad eruttare. Qui abbiamo lo Stromboli. Ah, hai visto Lupus? Quello in spagnolo, sì, eh. Guarda, le live in effetti. Ah, non eri tu, Marcella. Non è che. Lo Strombolino ancora non l'ho visto, dopo lo controllo, King. Le live, in effetti, ragazzi, YouTube ti dà l'autorizzazione per fare le live. Non lo so, ti dico una bugia, King. La situazione è che sta attivo e sta in eruzione. Questo è lui perché rientrava nei 21 vulcani che stavano eruttando. Quindi io ho fatto 2 giorni fa questo video e lo Stromboli stava in mezzo a questi 21 qui, quindi sta eruttando. Quindi la situazione rimane sempre così com'era. Cioè gli abitanti hanno una nave grande che devono, diciamo, in caso di qualche cosa scappare. Quindi ci sta una nave supporto che in caso la situazione peggiori vanno via, ragazzi. Quindi perlomeno i residenti, e qua si parla. E hanno chiesto che i visitatori di non andare sull'isola perché può essere pericoloso, quindi non è il momento adatto per andare a fare visite escursionistiche su sto vulcano, lo Stromboli. Quindi perlomeno queste sono le notizie più o meno che sono recenti in effetti. Sta nei 21 vulcani attivi al mondo e quindi questi qua sono fenomeni naturali, Andrei, quindi non è che stiamo. Sì, sì, l'Etna si sta mantenendo con quel flusso di lava che esce dal laterale, quindi diciamo che sta sfogando un po' alla volta e quindi non dà segni di, diciamo, che mettono paura. Allora, il più pericoloso d'Italia sono i Campi Flegrei, poi viene il Vesuvio,
poi viene lo Stromboli, infine viene l'Etna. E poi ci sta quello sotto acqua, il Marsili, che è come i Campi Flegrei. Diciamo i più pericolosi in effetti sono i Campi Flegrei e il Marsili, quello che sta sott'acqua. Diciamo questi sono quelli due che fanno proprio paura, paura, paura. Il Vesuvio non è da meno, lo Stromboli così così, l'Etna è uno di quei, diciamo, che stanno così così in effetti. L'Etna non è esplosivo, cioè l'Etna scende la lava tranquilla, se no poi dipende dall'intensità. Comunque diciamo che tutta la costa, diciamo Sicilia, Calabria, Campania e Lazio arrivano tsunami King, questo arriva. Poi dipende sempre dalla forza che sprigionerà, quindi più forte sarà, più lo tsunami arriverà. Quindi diciamo che tutta la costa fino a Lazio, fino a Roma, è in pericolo grazie a questo Marsili. In effetti quelli più inguaiati saremo noi, saremo Sicilia, Calabria, quindi Campania e questo diciamo è Lazio. Il Lazio forse si salverà un pochino, però Campania, Calabria, sì, ma vivi sulla costa, Andrei? Cioè vicino al mare? Cioè, Salerno è vicino al mare, quindi sulla lungomare, se fa lo tsunami la spazza via. Poi dipende se tu abiti internamente o sulla costa. Diciamo che la costa è quella che è in pericolo, in effetti per tutto lo stivale. No, la zona interna no, King, ma le coste sì, solo le coste, sì. Diciamo che il lato interno non arriva, ragazzi. Dipende sempre dall'intensità, ti direi che da una bugia 1 metro, 2 metri o 3. Dipende dalla forza che farà, ragazzi. Comunque diciamo che non arriveranno onde chissà che, comunque anche secondo me se fa un'esplosione buona, come dice King, una decina di metri. Diciamo che questo sarebbe, diciamo, se fa una buona, Poi diciamo se fa una media 3-4 metri, 5 metri, diciamo questa è la media. Però non guardare l'altezza, vedi che la forza che arriva, cioè spazza via tutto, in effetti quello il mare si ritira e poi arriva con violenza. Quindi ragazzi, ho sempre detto, qualsiasi persona che sta al mondo vede il mare arretrare di parecchi metri, sì, ha voglia, sì, sì. Scappate più che potete ai piani alti di qualsiasi edificio, casa, comunque salite il più possibile in alto. Se vedete che state sulla lungomare oppure lo so King, lo so. Quindi se vedete che il mare ciao Marcella, arretra di molti metri, improvvisamente state sul bagnasciuga e vedete che il mare incomincia ad andare indietro, ragazzi, incominciate a correre, non fermate e cercate di salire più piani possibili. Se questi 5 piani salite al quinto piano di un palazzo, rompete il portone, entrate dentro e salite più che potete. Quindi in caso di pericolo, ragazzi, e poi il portone glielo pagate, non fa nulla. Il primo palazzo che trovate, sì, sì, sicuramente, però la maggior parte farà tipo come diciamo un ritiro e poi arriva di botto, quindi il mare arretra e poi arriva l'onda grande. No, no, guarda, sinceramente a Salerno ci sono piani, diciamo, edifici alti. Io se vedrei il mare arretrare, il primo portone che trovo lo butto a terra, che è l'Opus, e salgo all'ultimo piano, non mi interessa proprio. Entro con l'auto nel portone, non mi interessa proprio, basta che riesco a salire all'ultimo piano. Qui a Salerno ci sono... Ma sì, ragazzi, non mi interessa proprio. Ci entro interamente nel portone. No, io prendo la ringoscia, Lupus, vedi il portone da lontano, mi butto proprio interamente dentro. L'ho visto quello là, sì, ragazzi, fa paura, perciò ti ho detto. Però ciao King, siccome noi abbiamo strutture, diciamo, eh, abbastanza di cemento armato qui,
Quindi salendo a un piano alto ci potremo salvare, non dico che forse ci salviamo, però purtroppo se stai vicino, bravo, ma portare in Lupus, distruggo tutto. Basta che riesco a salire all'ultimo piano, non fa nulla. Quindi qua ci stanno a Salerno, ci stanno le poste che sono 7-8 piani. Sì, in effetti sì, anche la Colombia rischia, sì ragazzi, ma qua in effetti rischiano tutti un po' qua. Quindi diciamo che in Italia ragazzi questi due qua fanno paura, sia Campi Flegrei che Marsili. Poi viene il Vesuvio, siamo proprio ottimisti, sì. Sì, in cima alle poste a Salerno ci stanno 8-9 piani. Io entro nelle poste direttamente, vado all'ultimo piano, mi metto sulla terrazza. No, si ipotizza, Andrei. In caso ti trovi sulla costa e arriva uno tsunami, che fai? Il primo portone, se lo vedi chiuso, lo apri dentro, ti butti dentro, lo rompi e sali all'ultimo piano. Poi dopo gli paghi il portone, ragazzi. Anche se sicuramente lo distruggerà l'acqua, quindi pensiamo, quindi non credo che daranno la colpa a me. Sicuramente. Comunque, a parte gli scherzi, ragazzi, facciamoci due risate. Perché in Marsini, come ha detto pure King, se arriva. Eh sì, che cosa vuoi fare, Andrea? Ti metti a dire, signora, mi aprite il portone? Oh no, Lupus, dice no, signora, scusate, ci sta uno tsunami in arrivo, mi aprite il portone? No, a Bergamo no, dai. È impossibile che arrivi a Bergamo. Quindi Lupus, non è che qua tu entri, signora, scusate, potete aprire un portone, c'è di mezzo, sta arrivando uno tsunami. Yeah. Quindi se il portone sta chiuso, ragazzi, o si apre, quindi lo apro sicuro. Mi ci butto dentro a capofitto. Tanto comunque sono bello doppio, quindi ce la faccio. Subito. E sulla terrazza vado direttamente. Io ho visto lo tsunami, quello là in Giappone. Io ho visto che la gente saliva sopra i balconi, sulle terrazze e si sono salvati in effetti. Poi quelli che sono rimasti come gli scemi a vedere l'onda, e allora ciao. Lo so, vabbè, già io abito comunque distante diciamo, non distante proprio perché non è 4 km dal mare, quindi non è che stia proprio vicino, ma nemmeno lontano, quindi diciamo che qua sopra dove sto io, forse qui non arriva proprio. E che ne so, Power, non lo so questo. Qua si sta facendo un'ipotesi che avevano detto quali sono i vulcani più pericolosi. Io ho detto i Campi Flegrei e il Marsili. Il Marsili invece può provocare un fortissimo tsunami. Sì, sì, come è successo in Giappone, proprio le navi affondavano proprio. Poi la gente stava nelle auto e non scendeva dall'auto e aspettava che l'onda arrivava. Certe volte pure la gente non stanno bene. Io sai quanti chilometri avevo fatto io? Penso che pure tu stai bene, 8 km, stai il doppio di me, quindi. E non è come faccio a sapere, è così e basta, non è. I Marsini hanno fatto tutte le simulazioni che se succede è così. Non è che lo dico io, gli scienziati hanno formulato questa ipotesi. Vabbè ragazzi, vi auguro buon pranzo a tutti. Un altro vulcano, ciao Alberto, sta esplodendo in tutto questo momento, quindi i vulcani aumentano e l'inquinamento nel cielo aumenta. Quindi diciamo che se tutto va bene ragazzi siamo rovinati. Quindi ci sentiamo al prossimo video sperando di non trovare qualche notizia davvero come questa. Vado a leggere altro terremoto in corso, stavolta il Popocatepetl, come si chiama lui. E questo è il nome difficile, non mi entra, è più forte di me. Beh, ma fra 20 minuti, un'ora, è tempo di trovare una notizia interessante, diciamo.
un'ora, comunque diciamo che ci saranno altri 3-4 video minimo. Vabbè ragazzi, buon appetito a tutti e ci sentiamo dopo. Buona giornata a tutti. Sì, signora mi aprite il portone, ci sta uno tsunami. Sì, sì, ma vi apro. No, yeah, questo è buono. Ciao Anna, ciao Fabiola. Vabbè, ma c'è mo controllo. Ciao ragazzi.